Giro d'Italia 2016 arriva a Cividale, che la città ha risposto bene, tutto il Friuli, no? Sì, sì, io sono veneto, ma insomma... Da dove arriva? Bravi. Da Montebelluna. Bene, anche là è una zona tipica ciclistica. Sì, sì. Oggi è solo un assaggio perché domani e domenica sarà il trittico delle Dolomiti e poi l'Alpe di Susi. Sì, secondo me domani sarà il giorno in cui probabilmente potrebbe decidersi il giro, perché con tutti quei passi che ci sono domani. Com'è andata? Benissimo, ieri sono stati a Bibione a vedere l'arrivo di tappa. Oggi a Cividale. Prima a Corno di Rosazzo. No, all'Abbazia di Rosazzo. Non è Corno di Rosazzo, ma è Abbazia di Rosazzo. Riporta un po' il ciclismo tra la gente, no? Sarebbe ora. Non solo calcio, come al solito. Cividale ha risposto bene, questa è la cosa importante. Vedo un'organizzazione veramente fatta bene. Sono molto ben organizzati. Come siamo? Tutto bene, in compagnia, ci beviamo la birra, guardiamo la tappa, bellissimo. Questa passione, questo calore, no? Sì, correvo anch'io e mi è rimasta la passione. E domani sono a Corvara. Si arriva direttamente al campo base, com'è andata quest'oggi? Ma direi che è andata bene, soprattutto per la partecipazione di tutta la gente. Per ricordare anche i nostri fratelli dall'altra parte. E per cui, a parte il fatto che la mia famiglia è metà, quindi per forza di cose devo anche fare metà e metà. Diamo una nota di accompagnamento, come si può dire, dalla banda, sul giro, alla prima frazione e anche all'arrivo, siamo pronti. Certo. Gli alpini sempre presenti. Diamo un contributo in supporto, come protezione civile, come alpini, come organizzazione, anche la parte musicale. Aldo Segale, ancora una volta il Friuli ha sposato non bene il Giro d'Italia, di più possiamo dire, no? Beh, insomma, è un matrimonio che dura già da quasi 14-15 anni, quindi è il fatto che oggi abbia toccato una parte del Friuli forse più spettacolare, più coreografica, qual è la zona che da Palmanova porta verso le valli dell'Antisone, significa che ha fatto vedere che il Friuli non è solo montagne, grandi vette e grandi salite da immortalare. Senti, questo territorio non ha niente da invidiare a un Aliegi piuttosto che a un Giro delle Fiandre, no? Beh, tecnicamente ci sono percorsi diversi, cioè non possiamo confrontarli con quelle lì che sono delle classiche e che hanno dei percorsi praticamente dove nelle terre del nord si combatte più che altro sui muri. Non ci sono salite, ci sono muri là, ci sono le mura, ci sono i muri e c'è il pavé che è praticamente una salita in discesa perché lì i corridori faticano molto, ma qui invece abbiamo un terreno e un percorso molto variegato che è adatto a tutti, è adatto agli outsider, è adatto ai discesisti, è adatto ai scalatori, ma più che altro penso che sia un percorso che è adatto invece ai giovani che vogliono mettersi in evidenza.